I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari reali con cui il GIP presso il locale tribunale ha disposto il sequestro di 2 imprese operanti nel settore delle gelaterie del relativo marchio Sharbat. In particolare il provvedimento si inquadra nell'ambito dell'attività dell'indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo, che nello scorso mese di agosto aveva già portato alla custodia cautelare in carcere di un esponente di spicco del mandamento di San Lorenzo, del gestore di un noto brand di gelaterie, nonché al sequestro di somme per circa 1,5 milioni di euro. Le investigazioni svolte avevano dimostrato il coinvolgimento del mafioso nelle iniziative dell'imprenditore con riferimento all'apertura di altri esercizi commerciali a Palermo, così come nella costituzione e gestione di una società e di una ditta individuale con una nuova insegna. L'insieme degli elementi investigativi raccolti ha permesso di delineare l'esistenza di un gruppo imprenditoriale di fatto tra 2 soggetti costituitosi e sviluppatosi negli anni attraverso le citate imprese, potendo rilevare dunque un'operatività tipica di imprenditorialità mafiosa. Per la gestione dei cespiti aziendali, il sequestro, il cui valore commisurato ai fatturati stimabili supererebbero i 2 milioni di euro, è stato nominato un amministratore giudiziario. L'odierna operazione testimonia ancora una volta l'impegno profuso alla Guardia di Finanza al fine di contrastare ogni possibile tentativo di infiltrazione nel tessuto economico produttivo, nell'ottica di garantire al mercato le necessarie condizioni di legalità e competitività. Evidentemente, in attesa del giudizio definitivo, trova applicazione per tutti gli indagati il principio della presunzione di innocenza.